Nell'edizione di quest'anno di Miss Italia Jesolo potrebbe essere incoronata una straniera, o meglio una ragazza nata e cresciuta nel nostro paese ma figlia di genitori extracomunitari. È la svolta imposta al regolamento del concorso e che arriva proprio quest'anno durante l'edizione che coincide con i 75 anni di vita della manifestazione. Una scelta che va in controtendenza rispetto alla legge italiana, una normativa che prevede tempi biblici per dare la cittadinanza, nonostante le spinte politiche venute dal centrosinistra e una forte pressione mediatica del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In Italia risiedono stabilmente 3 milioni e mezzo di extracomunitari e i figli nati da queste coppie nel nostro paese sono 650.000. Le ragazze di età idonea al concorso sono circa 350.000. Secondo Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, si tratta di un'apertura di buonsenso. Dopo le polemiche sorte nel 1996 con l'elezione di Dani Mendez, una ragazza di colore, l'Italia è cambiata e la società italiana è diventata sempre più multietnica.